Eccoci, bentrovati amiche e amici che seguite Parliamone. Oggi abbiamo intitolato questa trasmissione con Amarsi da Dio. Al mio fianco, come sempre, Don Salvatore Bucolo, grazie per essere qui con noi. E c'è una coppia che ci spiegherà cosa si intende per amarsi da Dio. Ve li presento subito, sono Antonio ed Elisa, che ci hanno portato un video che noi vi proponiamo in apertura di questa trasmissione. Eccoci, abbiamo iniziato proprio con questo video che ci avete portato. Antonio ed Elisa, allora siete sposati da quanto tempo? Qual è il vostro percorso? Perché amarsi da Dio? Cosa intendete dire con questa parola? Amarsi da Dio è un titolo che ci ricorda di puntare in alto nella nostra relazione e nella nostra vita. Diciamo che noi siamo sposati intanto da 6 anni. promosso, sin da subito nella nostra relazione abbiamo cercato ed eravamo in ricerca della verità. Però sin da subito ci siamo anche resi conto che non erano tante le realtà dedicate ai fidanzati nella nostra chiesa e nella diocesi ed eravamo un po' in ricerca, no? Dopo un anno di fidanzamento gli unici punti di riferimento erano un confessore e un padre spirituale, però avevamo tante domande proprio perché cercavamo dalla nostra unione di puntare in alto, non soltanto a noi due. E dopo un anno abbiamo conosciuto tramite un passaparola un percorso che allora si chiamava IVA. Itinerario di che non è appunto all'amore. non sono le tasse. IVA sta per itinerario di vocazione all'amore. Da subito abbiamo riscontrato di poter avere un confronto anche con altre coppie di fidanzati, di poter comunque affrontare certe tematiche che erano affrontate da soli, magari con qualche difficoltà, come parliamo ad esempio del proprio bagaglio personale, la comunicazione all'interno della coppia, persona ideale, vis persona reale. Dobbiamo specificare che non è un percorso prematrimoniale, vero Don Bucolo? È proprio un percorso che affianca e accompagna i fidanzati, quindi dura parecchio o no? Allora è un accompagnamento rivolto proprio ai ragazzi che ancora magari sono giovani, non stanno pensando minimamente al matrimonio sia per un fatto lavorativo ma anche per un fatto di conoscenza, di relazione, no? Quindi ancora il matrimonio non è prossimo, però in ogni caso hanno bisogno sia di essere accompagnati, sia di fare discernimento e sia di prendere consapevolezza, come poco fa diceva Elisa, che la loro scelta è una scelta, una vera e propria vocazione, un qualcosa di grande. Infatti amarsi da Dio significa che non solo noi vogliamo amarci, che è già una parola grossa, no? Non è scontato che due ragazzi si amano veramente. Tante volte l'amore viene visto come un appagamento dei miei bisogni, appagamento dei miei desideri. Amarsi da Dio significa io ti amo, ma alla maniera di questo Cristo che ha donato totalmente se stesso per noi. Quindi il percorso vuole proprio aiutare a mettere le fondamenta di un qualcosa di grande e loro ne hanno fatto esperienza nella loro vita e si trovano qui anche perché adesso si trovano a fare questo servizio, perché non c'è cosa più bella quando uno riceve una ricchezza, poi la vuole mettere a disposizione degli altri. Quali erano le vostre domande quando eravate fidanzati, le più impellenti, quelle che non trovavano subito risposta? Come vivere la fede da fidanzati, qual era il nostro cammino, quale sarebbe stato il nostro obiettivo, se c'era un obiettivo di coppia o meno, anche se non c'era ancora una scelta. Una cosa che ci preme è che abbiamo imparato nel corso del tempo, non sapevamo da subito, che il fidanzamento non è un tempo così di parcheggio o di transizione, ma che è un tempo che ha una bellezza propria. E ricercavamo questa bellezza all'interno della Chiesa, tante volte questa bellezza non è espressa, ma non è un periodo né carne né pesce, ma ha dei gesti propri e delle caratteristiche proprie che vanno valorizzate e vissute. E il percorso che allora abbiamo fatto ce l'ha insegnato un po' questo, no? Quindi Antonio. Sì, la cosa bella di questo percorso è che si mette in risalto la complementarietà degli ordini, quindi il sacramento del matrimonio, vorrei dire non siamo soli,
c'è un'altra squadra, un'equipe di giovani sposi a servizio, e si mette in risalto la complementarietà degli ordini, quindi il sacramento del matrimonio con il sacramento del sacerdote, in questo caso padre Salvo. Quindi ecco, consiglierei ai fidanzati di attingere a questa... Voi dite il matrimonio non è una scelta naturale. Perché? Sembra quasi un percorso, cioè ci si fidanza e quasi che come dire, l'obiettivo finale è quello della convivenza. Beh, per delle persone che hanno fede, credono in Dio, il matrimonio in chiesa. Ecco, perché non è... Una volta vi era, diciamo, la credenza che ok, nel corso naturale della vita svolgo i miei studi, poi dopo mi sposo o seguo la vocazione di fare il prete o la monaca, no? Però in realtà abbiamo scoperto che è proprio una vocazione invece quella matrimoniale e ha bisogno di un discernimento, quindi viversi questo tempo da fidanzati attraverso il discernimento e poi facendo delle scelte appropriate è una cosa molto, molto buona. Don Salvo, è possibile che durante questo percorso delle coppie si scoppino? Ma me lo auguro. Anzi, che non si arrivi al matrimonio e nella fase sì, del discernimento si dice ma forse che non sono proprio pronta per il matrimonio. Strano ciò che dico, ottiene l'obiettivo per cui questo percorso esiste, per cui la coppia prende consapevolezza che magari la persona accanto non è la persona che fa parte del progetto di Dio, o a volte può capitare che la persona comprende che la mia vocazione non è al matrimonio, quindi il fatto che oppure a volte succede, mi è capitato che la coppia è andata in crisi, c'è stato un tempo di separazione, di lontananza che ha portato tantissima sofferenza, tantissimo dolore normale, e poi la coppia è risorta. Si sono accorti che quel tipo di vivere la relazione non portava da nessuna parte, era una relazione infantile, egoistica, egocentrica. Quella sofferenza l'ha portata a vivere la relazione in modo aperto, con apertura verso l'altro. Quindi questo mettere in crisi, il fatto che questo percorso ottenga questo, ma lo spero proprio, ed è chiaro, dico una cosa che è sempre ovvia, ma ovvia non è tanto meglio che una coppia di fidanzati vada in crisi che poi da sposi, da giovanissimi sposi vanno in crisi. Perché qual è l'inganno maggiore? Purtroppo tanti fidanzati pensano, va bene, tanto poi col matrimonio si risolve. Si pensa che poi vivendo insieme, poi il sacramento del matrimonio, quando in realtà ciò che non ho risolto da fidanzato è normale che da sposo si amplifica e crea quelle devastazioni di cui oggi purtroppo noi siamo spettatori. Cosa che invece i percorsi prematrimoniali o corsi prematrimoniali non fanno, lì assodato, lì hanno già la chiesa, il matrimonio, il giorno, il ricevimento, tutto già programmato, quindi è una sorta di formalità da fare per poi sposarsi, cosa che in realtà non si è in questo percorso. Il corso prematrimoniale, diciamo, fa capire esattamente il sacramento del matrimonio, cioè però già tutte le scelte sono state effettuate, quindi c'è già esatto, come dire, la chiesa prenotata, il locale, quindi già la scelta è stata compiuta, è solo come dire, approfondire e meditare un po' di più su quello che si sta andando a fare in chiesa. Anche se però di fatto è una sorta di lascia passare, perché siccome il corso prematrimoniale è obbligatorio, se no non mi posso sposare in chiesa, e va bene, lo faccio. Molti lo fanno anche. Per cui giustamente c'è la corsa al corso più breve, più immediato, per poter giustamente accedere al matrimonio. Invece qui c'è qualcos'altro, è il video di poco fa che comprendo bene abbastanza provocatorio, perché quasi quasi sembra che stiamo dando messaggi che mettono un po' in crisi la dottrina della Chiesa Cattolica, quando in realtà vuole dare un altro messaggio. Siete sicuri che in ambito di sessualità la Madre Chiesa non abbia qualcosa di straordinario da condividere? Siamo sicuri che la sessualità non sia un luogo, ed entro qui nel titolo di questo programma, un luogo in cui la coppia si ama da Dio? Perché la sessualità, attenzione, non l'abbiamo creata noi, non l'ha creata il mondo, l'ha creata Dio. Noi purtroppo siamo stati così bravi, così furbetti,
a deformarla, a dargli un significato che non è suo, tant'è vero che una domanda che pongo a tutti: ma come mai in un tempo attuale in cui la sessualità ha la sua libertà totale siamo più infelici? Perché io, se riguardo il passato, riguardo i miei genitori, riguardo la società di quel tempo, c'erano ristrettezze che magari, ok, non era così positivo, va bene senz'altro, ma non vedo così tanta felicità nella sessualità, anzi vedo tanta tristezza. Queste sono delle tematiche che chiaramente nel percorso Amarsi da Dio vengono affrontate. Vengono affrontate e quindi? E quindi, appunto, dal nostro titolo provocatorio vuole venire un dialogo con questi fidanzati, un riscoprire di riappropriarsi del proprio corpo per amare, quindi vivendosi la stagione del fidanzamento come una stagione proficua. Diciamo che sono domande un po' retoriche, le abbiamo messe lì apposta, no? Non vi vogliamo spoilerare la risposta, che però è negativa. Il sesso non è un peccato, può diventarlo nel momento in cui magari lo viviamo come possesso, può anche rovinarci la vita, perché da lì poi derivano che cosa? Tutte le devianze possibili, ma anche le depressioni, perché oggi noi abbiamo tante testimonianze di fidanzati che abbiamo sentito che spesso poi vivono tutto come una performance, anche quello diventa un atto performativo. E invece, come diceva Antonio, scopri la bellezza del tuo corpo, che però è bello nella libertà di amare. No? Si parlava di questo, prima si era molto liberi, riscoprire la libertà di amare e usare, tra virgolette, farsi usare un po' il proprio corpo per amare. Noi abbiamo sentito tante cose sconvolgenti, bellissime all'interno di questi percorsi. L'amore degli sposi poi, e fra uomo e donna, può essere specchio di come Dio attraverso Cristo ha amato la Chiesa, e c'è un motivo, insomma, se ha scelto di incarnarsi, perché un tempo si diceva, no, di queste anime, i preti curano tot anime, ma noi non siamo solo anime, abbiamo un corpo, siamo corporei, riappropriamocene nel bello però. Sì, io direi di fermarci per qualche istante e poi continuiamo a parlare con Antonio ed Elisa. Eccoci tornati, stiamo parlando con Antonio ed Elisa, la trasmissione l'abbiamo intitolata Amarsi da Dio, è un percorso di cui ci stanno parlando, si chiama IVA, che non ha nulla a che vedere con le tasse, ma ripetiamo in cosa consiste, cos'è un acronimo di? Allora, il vecchio percorso si chiamava IVA, Itinerario di Vocazione all'Amore, adesso si chiama, noi chiamiamo Amarsi da Dio. Esatto, ma allora, raccontateci un po' di voi. Adesso siete sposati a 6 anni, siete stati fidanzati per quanti anni? Noi ci siamo conosciuti 13 anni fa, quindi siamo stati fidanzati per circa 7 anni, quasi 7 anni, e poi siamo sposati. Abbiamo una bimba di 4 anni che si chiama Arianna. E sin dagli inizi del nostro fidanzamento cercavamo, ma non trovavamo una realtà che si dedicasse ai fidanzati. Poi attraverso degli amici abbiamo trovato questo itinerario, itinerario appunto di vocazione all'amore, che era tenuto da coppie di sposi. Non c'era sacerdoti, senza nulla togliere giustamente a Padre Salvo. Però la cosa bella è che queste coppie di sposi ci ospitavano anche a casa loro, di parlare appunto di tematiche importanti da fidanzati che si incontra, ci si domanda anche se si vive anche bene in ottica di fede, comunque su tematiche in cui ci siamo trovati spesso soli. Un'altra cosa che ci ha colpito e dobbiamo testimoniare, noi rimanevamo spesso anche fino alle 2 di notte, le 3 di notte a casa di molti di questi sposi che avevano figli, il giorno dopo dovevano andare a lavorare, e ci chiedevamo come mai spendessero il loro tempo per noi. E nel tempo un po' una risposta ce la siamo data, l'abbiamo capito, non è soltanto perché ci volevano bene, ma perché loro credevano nella missione degli sposi. Se il matrimonio si chiude, implode, si spegne, mentre loro, messi a servizio in quel momento per noi, ma per la Chiesa, erano a frutto. E questa cosa noi l'abbiamo vissuta anche nel nostro matrimonio, perché nel momento in cui, a causa del Covid, ci siamo sposati noi l'anno prima del Covid, quindi ci siamo trovati per forza a chiuderci, un po' ci è mancato quell'aspetto lì del servizio. Con questo però non vogliamo dire che la missione degli sposi deve essere per forza al di fuori, nasce da dentro per poi poter andare fuori, quindi questo è importante
importante, lo diciamo, non è un fare, è un essere che poi trabocca talmente tanto che hai voglia di darlo agli altri, perché è troppo bello, no? Per tenerlo fra quattro mura. E l'abbiamo ricevuto però per primi, non l'abbiamo vissuto noi per primi. Sì. È un modo anche per costruire delle famiglie solide, cioè la fase del discernimento, quando si è fidanzati, ecco, si tratta di persone di fede che vogliono capire bene quel tratto di strada che stanno compiendo insieme. Come dicevano poco fa Antonio ed Elisa, non è essere né carne né pesce quando si è fidanzati, perché non si è single, non si è sposati, è come se si fossero due individui, no? Che però stanno cominciando a camminare insieme. Costruire, sì. No, mi piace poco fa quando dicevano gli sposi ci accoglievano a casa loro e facevano fino alle 2 di notte. A me viene l'immagine, non può non essere questa, come i sacerdoti curano i seminaristi, c'è il seminario, la facoltà teologica, tutta l'esperienza, così gli sposi si prendono cura dei fidanzati. Sembra scontato quanto dico, ma poi nella realtà non succede, perché è così, perché chi più degli sposi può veramente nella concretezza non solo prendersi cura, ma anche dare le coordinate per la loro relazione di coppia, per il loro amarsi, per il loro tempo e soprattutto come vivere il tempo del fidanzamento, perché come il seminarista non fa nient'altro che custodire quel germe di vocazione, così anche loro, nel loro tempo, custodiscono quel germe di vocazione che ha bisogno chiaramente di quelle attenzioni, di quei parametri, di quelle letture importanti. Quindi non è soltanto, attenzione, perché si potrebbe pensare il percorso come una serie di contenuti, di temi, di riflessioni, ok, ci sono, ma soprattutto è l'arte del vivere la relazione di coppia. E questa cosa qui diventa importantissima, come anche c'è una cosa, sembra una parolaccia che dico, ma non posso non dirla, il tempo del fidanzamento è il tempo in cui si impara come la castità custodisce il loro amore. Oggi la parola castità viene vista come una cosa passata, quasi una castrazione, no? Cioè il fatto del diniego, quando la castità non è nient'altro che il possedersi. Io mi possiedo, io sono libero e quando sono libero riesco a donarmi all'altro. Cioè non è vero che la castità non aiuta, anzi custodisce il loro amore, anche perché, ed è quello che loro sperimentano da sposi, come c'è una castità del fidanzamento, c'è una castità nel tempo degli sposi, che non è, attenzione, un no all'intimità coniugale, ma è una creatività. In questo loro possono anche darci anche delle luci, dell'importanza di questi valori. Cioè, io capisco che qui c'è in gioco una novità nella Chiesa, in cui gli sposi sono veri maestri della fede in ambito familiare. Eh sì, perché il video appunto ci diceva non è solo per fare figli, non è peccato, quindi già ci dà degli input importanti. Ma la mia curiosità è anche un'altra. Vi capita di trovare dei ragazzi, dei giovani fidanzati che voi già a prima vista dite ma questi due non sono proprio fatti l'uno per l'altro, ci sono troppe differenze, e poi in questo percorso scoprono invece un nuovo modo di stare insieme, quindi si smussano quegli angoli che potrebbero far anche naufragare un matrimonio se non si arriva proprio con la maturità. Proprio per questo è importante fare queste azioni di discernimento, capire da dove viene, che bagaglio ho io, dalla mia famiglia d'origine, con chi mi sto incontrando, e a volte la diversità diviene ricchezza. L'importante è avere già una visione comune di lungo raggio, perché poi andare a mare in montagna, diciamo, sono delle scelte che poi sono marginali, però avere un'idea di base comune che di voler fare un cammino insieme, quello sì, è molto importante. E ricollegandomi a quello che avete detto prima voi, l'ambito invece da sviluppare della castità di cui parlava anche Padre Salvo, il tempo di fidanzamento, sono la tenerezza, i gesti di affetto, l'ascolto, sono come formarsi una corazza per poi affrontare anche il matrimonio e la vita insieme.
A me vengono in mente due cose che ci sono state di aiuto nel corso del fidanzamento. Una ce l'ha detto un caro amico che ora è anche in servizio, e diceva: voi dovete sempre chiedervi se il vostro amore insieme può dare qualcosa al mondo, cioè date qualcosa di più, insieme potete essere immagine di quell'amore bello che cercate, insomma, una parolina così. E poi un'altra cosa che abbiamo già detto e la ripetiamo volentieri: l'obiettivo di un buon fidanzamento non è finire in matrimonio, ma finire con la verità. E a volte sì, può anche essere che ci si debba lasciare, oppure al contrario si pensa che soltanto gli aspetti affini, gli interessi comuni possano unire, e non è così, perché se appunto non c'è una visione di vita, un progetto che è qualcosa in più, il matrimonio può anche finire, perché gli interessi lasciano un po' il tempo che trovano, no? Poi ci sono varie stagioni nella vita, anche di una coppia, nel matrimonio. Poi i programmi che uno ha nella vita non si realizzano mai, o quasi mai, quindi... Ma chi si avvicina a voi? Persone di fede o anche coppie in crisi che magari attraverso questi incontri cercano qualcosa in più? Ma io penso che abbiamo sperimentato che si avvicinano tutte le persone che magari vengono toccate, magari ci suscita un interesse, una provocazione, un'attrazione, anche perché tante volte anche questo percorso può diventare un'occasione di riscoperta della fede. Cioè si viene perché magari attratti da una tematica, da un post, da un video, e poi si scopre la fede in Cristo, no? Quindi, e questo è bello perché ci fa sperimentare la missionarietà del nostro percorso e anche la forza evangelizzante, no? Perché io credo che siamo chiamati a parlare a tutti, con un linguaggio aperto a tutti, comprensibile a tutti, e annunciare la verità, annunciare come questo tempo è un tempo importante. Io credo che c'è molto da fare. Oggi c'è molto da fare perché mi accorgo soprattutto perché si creano storie d'amore già da piccoli, no? Lo vediamo, gli adolescenti, però vedo anche tanta sofferenza, ci si fa molto male, poi con i social hai voglia, no? Cioè c'è un mondo che io credo siamo fuori perché ancora non riusciamo a fare la controproposta, ad annunciare quella bellezza. Quindi io credo che questo percorso, e chissà magari altre modalità rivolte magari a più piccolini, diventano importanti, perché io sono sicuro che se una persona non sta bene nei suoi affetti, non sta bene nelle sue relazioni, non sta bene in nulla. Qui non si tratta di un ambito, qui non si tratta di una sfera affettiva, per cui va bene, affettivamente sono sfigato, ho problemi, però in altre cose sto bene. No, quando una persona sta male affettivamente può avere una carriera proprio invidiabile, può avere un successo, può essere una delle persone più famose del mondo, ma se affettivamente non è felice in ogni ambito. Vogliamo ricordare la tematica quest'anno è la bellezza del corpo e della sessualità. Quindi proprio vi concentrerete molto su questa tematica. Ma ci sono degli incontri, come si fa a contattarvi? Abbiamo un numero di telefono a cui possono telefonare i ragazzi, daremo dei segnalibri in cui vi è questo numero di telefono e ci possono contattare. Gli incontri sono quindicinali, in presenza. Basta, vi aspettiamo. Vabbè, diciamo questo, intanto seguiteci sui nostri social. Seguite la trasmissione ovviamente, poi potete contattare o me o Don Bucolo, vi daremo altre indicazioni su come rintracciare Antonio ed Elisa, e comunque i percorsi sono quelli di cui vi abbiamo parlato. Penso che sia veramente importante, sappiamo quante persone così prendono un po' alla leggera vivere insieme, sembra una passeggiata, invece poi riflettevo poco fa anche di quanti ragazzi, quanti giovani dopo lunghissimi fidanzamenti si sposano e poi dopo pochissimo si separano. C'è qualcosa di veramente strano in questi casi. Perché non sono cresciuti in quella cosa. Mi piace suscitare un po' interesse. Poco fa si parlava nel percorso il corpo. Il corpo in che senso? Si fa anatomia,
si spiega quelle solite cose. No, in realtà il corpo parla più di quello che noi immaginiamo. In realtà noi non ascoltiamo il nostro corpo, perché se ascoltassimo il nostro corpo, che ha un linguaggio straordinario, sapremmo amare veramente da Dio. Quindi è questo un po' la novità di quest'anno, come ci si mette in ascolto di un corpo che ha qualcosa da insegnarci. E tante volte, ritornando alla coppia, spesso tante coppie vanno in crisi perché non ascoltano i loro corpi. Non sanno ascoltare i loro corpi e quindi non si sanno amare. Quindi andiamo a toccare qualcosa che sembra sconosciuto, forse sconosciuto, ma è nevralgico, e poi magari tanti dicono: ah, è vero, ah sì, in effetti quella cosa non ci avevo fatto caso. Quindi chi fa questo percorso ha la fortuna di avere un qualcosa di cui prende consapevolezza prima e se lo ritrova poi nella sua vita futura, coniugale, familiare. Bene. Cosa possiamo aggiungere per concludere? Possiamo aggiungere che questa è una grande opportunità per dei fidanzati che vogliono mettersi in gioco, vogliono veramente mettere le mani in pasta per capire qualcosa della loro relazione e del loro stare insieme. Don Bucolo, abbiamo veramente la testimonianza di una giovane coppia, hanno una bambina piccola, però è bello che mettano a disposizione il loro tempo per delle coppie che si stanno formando, che sono già formate, che stanno pensando di sposarsi. Perché avendo sperimentato degli sposi che si sono presi cura di loro quando erano fidanzati, adesso fanno la stessa cosa, è una cosa a catena, è normale. Ciò che ricevi e ti stupisce, ti crea una bellezza, poi lo dai agli altri, quindi hanno la consapevolezza che come io vivo il sacramento dell'ordine come dono per la Chiesa, così anche loro sentono che il sacramento del matrimonio non è un affare privato, non è una cosa loro, non sarebbero qui diversamente in studio a parlare e so anche il tremolio interiore essere qui, ma perché sentono che qui stanno testimoniando Gesù Cristo, ma perché il sacramento del matrimonio gli fa fare quelle cose folle di cui anche loro stessi si stupiscono, e questo è meraviglioso. Io penso che anche in loro, coppie già sposate, i fidanzati possono trovare anche quei consigli, anche di vita pratica, che magari non si ha il coraggio, non si ha, come dire, la libertà di parlarne con i propri genitori, con le persone anziane. Nelle giovani coppie possono trovare un punto di riferimento, un'esperienza, sono giovani, quindi molto vicini alle problematiche dei fidanzati, e quindi ecco, essere anche un po', come dire, fare un po' da papà e mamma, posso, come dire, lanciarmi in questa definizione? Da fratelli maggiori. Fratelli maggiori è un'altra cosa importante. Noi all'inizio ci sentiamo molto soli, il mondo ci faceva sentire soli e quindi ci iniziamo a interrogare e a dire: ma saremmo strani noi. Quando abbiamo trovato comunque questo itinerario, abbiamo trovato un mondo, tanti fratelli, tanti amici con cui ancora oggi ci usciamo, ci vediamo. Adesso tanti di noi hanno i figli piccoli e si è creato veramente belle amicizie che ti legano per qualcosa di importante. E grande comunità. Bene, è tutto. Grazie a voi che ci avete parlato del vostro percorso, della vostra vita, di come vi prendete cura anche dei fidanzati. Grazie a Don Bucolo. Grazie. Grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.